le stelle di Natale dell'AIL, perché oggi, giorno festa dell'Immacolata, comincia la tradizionale campagna dell'associazione contro i tumori del sangue, che permette davvero di finanziare la ricerca e di aiutare tante famiglie ad affrontare queste terribili malattie. Ne parleremo tra poco col nostro ospite. Salutiamo subito il nostro ospite Marco Ruggeri, vicepresidente dell'AIL Vicenza. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei, buongiorno. Ecco, abbiamo visto l'importanza del dono per i trapianti, ma anche per aiutare la ricerca. A partire da oggi, per i prossimi giorni, ci sono i 15.000 volontari dell'AIL in tutte le piazze italiane. Si può acquistare questa bellissima stella, perché bisogna farlo? Ma direi che è un'occasione importante per finanziare l'attività delle sezioni AIL, ma mi lasci dire anche, collegandomi col sito precedente, anche un'occasione di informazione. Tramite la vendita delle stelle si informa la comunità, la popolazione sul mondo ematologico, sulle novità che stanno invadendo quest'area importante della medicina e di come si può sostenere l'atteggiamento di aiuto sia a livello assistenziale che di ricerca. Ecco, come sta andando la situazione in Veneto come numero di malati e come terapia? Ma direi che il Veneto si pone dal punto di vista ematologico come una regione di primo ordine a livello sia tecnico che di assistenza di base. Questo grazie anche alle 6 sezioni AIL che collaborano con i propri centri ematologici e collaborano fra di loro con progetti importanti. E dal punto di vista epidemiologico le malattie ematologiche rimangono un'importante sfida a livello della sanità regionale, anche perché le qualità delle cure consentono una sopravvivenza molto importante, quindi ovviamente si capisce bene, il bacino dei pazienti diventa molto rilevante anche dal punto di vista numerico, e su questo le sezioni AIL sono fondamentali nell'aiutare a mantenere i livelli di assistenza eccellenti. Alcune cure sono state studiate anche grazie ai fondi raccolti in questi anni da AIL. Per esempio a Vicenza c'è questa cura CAR-T che è davvero d'avanguardia. Di cosa si tratta? Sì, questo devo dire ci inorgoglisce, nel senso che Vicenza è stata la prima nel Veneto ad avere l'autorizzazione AIFA all'utilizzo di queste nuove procedure terapeutiche. Sono sostanzialmente dei farmaci che vengono ingegnerizzati, delle cellule che vengono ingegnerizzate dalle ditte farmaceutiche a riconoscere come bersaglio il tumore. L'utilizzo però di questi farmaci è molto complesso, il reparto deve essere addestrato, deve imparare a usare queste terapie, e AIL ha aiutato alcuni colleghi ad andare all'estero ad imparare a utilizzare questi farmaci. Adesso a Vicenza ha già fatto una quarantina di infusioni ed è una terapia molto importante perché aumenta l'aspettativa di vita in una parte importante di pazienti. Cioè, per far capire, anziché un'aspettativa di 6 mesi, fin dove si arriva? Ma abbiamo avuto delle remissioni complete, quindi il paziente è guarito dopo 2 o 3 anni, possiamo dire che diventa guarito da un'aspettativa di vita, ripeto, come ha detto giustamente, molto molto bassa. Quindi... AIL non fa solo ricerca, fa anche assistenza, aiuto alle famiglie. Certo, questo è la seconda, diciamo, braccio operativo di AIL, secondo il proprio statuto, fare assistenza. A Vicenza viene gestita ad esempio una casa famiglia dove le famiglie i pazienti possono soggiornare gratuitamente, seguire i propri cari. Vi è molto importante un'attività di assistenza domiciliare, più di 60 pazienti sono tuttora seguiti a casa con chemioterapie, prelievi, terapia trasfusionale. Voi capite soprattutto in epoca Covid quanto questo è stato rilevante nell'assistenza dei pazienti molto fragili, e poi tutta un'attività di aiuto in degenza dove i volontari accedono dopo un corso adeguato, e c'è anche la possibilità di acquistare apparecchi elettromedicali che consentono veramente di avere un'assistenza sanitaria adeguata. Grazie mille a Marco Ruggeri, vicepresidente AIL Vicenza, e davvero andiamo nelle piazze e acquistiamo queste bellissime stelle. Grazie dottore. Certo, grazie a voi, arrivederci.